accordo di pace fra israeliani e palestinesi. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Khatami, affermando che esso viola i diritti degli arabi. Questo è del? Questo è del 98, del 25 ottobre, 22:44, ok, molto preciso. Ci sono dichiarazioni più recenti naturalmente nel dossier. Ci sono delle dichiarazioni, l'ultima del 2005. Gennaio. Eccolo qua, c'è anche un pezzo. Il nostro archivio richiede Il un nostro po' archivio è un po' in Beh, no, disordine, leggine un'altra a caso. Iran, sì, leggi il titolo di questo comunicato. Iran, Siria, è Israele terrorista e fonte di instabilità, dell'ANSA ovviamente. Sì. Teheran, 17 Ammirazione, Presidente. 17 febbraio, una conferma del fronte comune annunciato ieri da Siria e Iran. È venuta oggi nella seconda giornata di visita a Teheran del premier siriano Mohammed Najib ad-Ottari, che insieme al presidente iraniano Mohammad Khatami ha sottolineato l'intenzione dei due paesi di continuare nella lotta contro Israele. Nella lotta contro Israele. Bene, noi non possiamo naturalmente compulsare l'intero dossier, però ringraziamo, no, Carlo Panella per avercelo mandato. Interessante, giusto? Interessante. È stato molto gentile. Interessante, peccato noi abbiamo perso un'occasione la settimana scorsa di andare ad ascoltare la presentazione dell'ultimo libro di Carlo Panella con l'autore e ci rammarichiamo di questa assenza e provvederemo in qualche modo a recuperare, magari facendo qualcosa con Vicino Lontano, no? Esattamente. È vero? Ti faremo un piccolo regalino, Carlo. Esatto.